Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV, con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371 521 3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soi Carnia Voice, la voce dalla Carnia. Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a Force di Sore. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per i nostri podcast. Oggi Focus con Mixed dedicato al tema dell'acqua. Do il benvenuto come sempre a Enzo Cataruzzi. Ben ritrovato Enzo. Mandi Omar, buongiorno a tutti. Ecco, dicevamo in versione podcast perché oggi faremo soltanto in versione audio perché stiamo, come si dice, sperimentando sulla nostra piattaforma web. Allora Enzo, ieri si è svolto al CAF la presentazione, insomma, del bilancio di sostenibilità 2022. Martedì c'è stato invece l'incontro per quanto riguarda un eventuale partnership, no? In un certo senso tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Abbiamo sentito e proposto ai nostri amici vicini e lontani l'intervista al presidente del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, Benigno, Salvatore Benigno, che ci ha un po' spiegato quelle che sono le prospettive per l'immediato futuro. Allora la domanda nasce spontanea. L'acqua, che è un bene comune, ma bene comune per modo di dire, perché è un po' l'oro bianco, no? Come si dice in gergo tecnico, soprattutto in Friuli Venezia Giulia siamo un po' l'Arabia Saudita o il Qatar in questo senso. La domanda, dicevo, nasce spontanea. Sempre di più bisogna fare squadra per evitare sprechi, ma soprattutto per evitare pericoli? Beh sì, guarda, io so che già nel 2005 la nostra regione aveva avviato una riforma dei servizi idrici, no? Disciplinando un po' l'organizzazione. Adesso noi abbiamo il servizio idrico integrato che in pratica dà un servizio di captazione, adozione e distribuzione dell'acqua di usi civili, eccetera. No? E questi servizi sono dell'Acegas, dell'acquedotto del Carso, dell'acquedotto del Poiana, adesso è tutt'uno col CAF, del CAF, l'Idrogea, l'Irisacqua e l'Ivenza Tagliamento. Quindi abbiamo una ricchezza importante, come giustamente hai detto tu, una ricchezza importante. Poi ci sono i gestori del servizio, diciamo così, l'autorità unica per i servizi idrici dei rifiuti, che è l'AUSIR. Quindi abbiamo un'organizzazione importante. Adesso che cosa si viene avanti? Viene avanti una proposta fatta da Federica, un po' contestata magari anche a casa sua a Trieste, dove si dice di fare un unico grande gestore che appunto potrebbe essere un veicolo per una nuova riforma dal punto di vista ambientale, delle autorizzazioni, contributi, insomma un tutt'uno che mette un po', accentra un po' questa situazione che riguarda l'acqua. Come hai detto tu, è un oro veramente, noi abbiamo anche grosse possibilità. Nonostante questo si dice che la nostra acqua, no, si disperda nel terreno per una quota che è importante, chi dice il 40%, chi dice il 30%, chi dice di più. In ogni caso stanno lavorando tutti gli enti per mettere, no, in stanga. Ecco,
naturalmente per fare questi lavori ci vogliono dei soldi, no? E io ricordo che al tempo, forse ti ricorderai anche tu, quando l'idea del CAF di Udine era quella di fare addirittura le acque minerali, no? Sarebbe stato una cosa importantissima, anche bellissima. Poi abbiamo visto che abbiamo tante acque minerali che però tutti sono arrivati qua, le hanno prese e praticamente le gestiscono fuori dal Friuli. Ecco, questa forse è un'idea importante, quella che dice il Presidente della Regione, di fare squadra, come hai detto tu, no? C'è qualche mal di pancia, però. C'è qualche mal di pancia perché, per esempio, Trieste mi pare che non è tanto allineata. Ecco, tra l'altro neanche farlo apposta, no? Che c'entra poco e c'entra nulla su quello che è l'argomento. Nei giorni scorsi c'è stata l'esplorazione, no? Da parte di appassionati, ma anche di addetti ai lavori per quanto riguarda il famoso acquedotto teresiano costruito proprio nel capoluogo regionale, no? E che ha messo in luce un po' come funzionava e come si costruiva una volta con una sorta di regola d'arte, ma d'altronde tu mi insegni i romani hanno fatto storia su questo. Dicevo, diciamo un off topic su quello che è l'argomento di oggi, però questo dimostra ancora una volta che questo bene prezioso probabilmente fra 100 anni sarà ancora più prezioso rispetto magari, non so, sempre di più di ori usati in generale per quanto riguarda il quotidiano, no? No, sempre di più, perché adesso tu vedi che costa l'acqua, costa sempre di più, addirittura hanno aumentato un po' anche le tariffe, però naturalmente i servizi dobbiamo imparare innanzitutto a non sprecarla, perché è una preziosa risorsa che insomma noi dobbiamo tenerla ben stretta, e poi dobbiamo anche cercare di come dire, fare manutenzione all'interno delle nostre case, degli uffici, delle imprese, insomma, no? Perché è chiaro che tutti ci offrono anche, come dire, le assicurazioni per intervenire anche sui lavori, no? E poi mi pare che proprio il CAF aveva varato un patto, il patto dell'acqua, no? Dove praticamente c'era un mix tra tutela ambientale, delle risorse, un po' il sistema delle reti di approvvigionamento per garantire a tutti i cittadini la qualità dei servizi, perché molti dicono ma perché devo pagare l'acqua? Ma più avanti l'acqua diventerà veramente, come hai detto tu, un petrolio, tra virgolette, no? Per cui dobbiamo stare molto attenti, perché l'acqua costa e deve essere un patrimonio di tutti. Io dico che l'acqua deve essere pubblica, naturalmente saranno anche delle gestioni diciamo misto, private e pubbliche, ma la regione secondo me deve avere la supervisione. Quindi l'idea del presidente è un'idea che può andare, l'aveva avuto anche un suo predecessore, sempre triestino, Riccardo Illy al tempo, che mi ricordo che è stata avversata, il progetto però è andato avanti in maniera carsica e adesso siamo arrivati, anche perché dobbiamo superare la gestione di economia, no? Questo è il problema. Questo è il problema. Senti, tra l'altro, che in questo caso però si lega non bene, benissimo, c'è la protesta, ad esempio nella Bassa Friulana o in altre zone del Friuli Venezia Giulia, dove si pesca direttamente l'acqua attraverso le fontanelle o attraverso i famosi pozzi senza fondo, no? Dove hai la possibilità di avere l'acqua 0,24 a pochi metri di profondità, acqua buona tra l'altro, no? Ecco, ci sarà dal 2024 questa limitazione sempre più forzata fino a quasi alle determinate chiusure per coloro che magari a casa hanno l'acqua diretta senza passare attraverso l'acquedotto. Anche qui polemiche su polemiche. Ma qui è una sfida da vincere, anche perché bisogna mettere, come si dice, a progettualità il sistema proprio per vincere queste sfide. Per cui è chiaro che tutti vorrebbero avere il massimo, no? Tutti vorrebbero avere l'acqua propria. Una volta c'erano i pozzi, ma poi sono arrivate anche le derivazioni in tutti i comuni, quindi bisogna andare avanti. Non bisogna avere il tabù di avere paura di quello che viene avanti, insomma, bisogna cercare di governarlo in sostanza. Quindi il tema è un tema politico, finalmente questo è un tema politico, perché la politica qualche volta fa tanta fuffa, no? Ma noi non dobbiamo dimenticare che i consorzi non solo ci danno l'acqua, ma curano anche la fognatura, la depurazione.
Quindi è un sistema complesso, insomma, un sistema, la rete idrica degli acquedotti, ma poi c'è anche il resto, insomma, no? E questo afferisce con l'ambiente. Quindi è evidente che la gestione, le autorizzazioni, i comuni devono fare un tutt'uno con il consorzio. Diventerà sempre più importante questo, e quindi diventerà anche più appetibile per gestire, no? Perché io non ho mai visto nessun amministratore tirarsi indietro in questa gestione, perché è una gestione che dà, se fatta bene, dà molta visibilità, ma anche dà molto consenso, perché tu mi insegni che quando un amministratore fa le cose per bene, non gli occorre tanta pubblicità per rimanere dov'è, insomma, no? Certo. Per cui, insomma, guarda, il consorzio acquedotto serve quasi 600.000 abitanti, 570.000 abitanti, ha 121 comuni, ha una rete acquedottistica che supera i 5.000 chilometri, una rete fognaria che è quasi 4.000 chilometri e impianti di depurazione per quasi 522 chilometri e ha 40 case dell'acqua. Quindi ha fatto una certa gestione. Certamente tutti vorrebbero avere tutto subito, ma questo non è possibile. Ecco che la politica deve mediare, deve in qualche modo far capire ai cittadini che bisogna in qualche modo interessarsi delle cose pubbliche per favorire anche questa aggregazione. Secondo me è un'idea che può andare, perché andare ognuno per conto suo non è il momento. Sì, soprattutto come hai detto tu giustamente, non è il momento adatto proprio perché i tempi sono cambiati e poi il Fasendi Bessoi, inteso come una volta, andrebbe bene soltanto se ci fosse una politica, tra parentesi, logica applicata sul territorio. Fatta tanto per fare, vai a rischio di creare un buco nell'acqua, mi sia consentito il gioco di parole, sì. realmente in tutti i sensi, no? No, ma sai, il fatto dello spreco dell'acqua, no? Noi parliamo tutti, basta che siano gli altri. Noi, insomma, cioè, sai, si dice limitare la durata della doccia, non far scorrere l'acqua inutilmente, funzionare la lavatrice, lavare i piatti quando sono pieno carico. Sono tutte cose non belle, bellissime, giuste da fare, ma quanti la facciamo? Perché abbiamo un'abitudine proprio perché acqua ce n'è, va bene così. Però dobbiamo cominciare un momentino a proteggere, insomma, questo bene prezioso, come hai detto tu, che è un oro bianco, qualcuno lo chiama oro blu, ma oro è. Bene, grazie Enzo Cataruzzi, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Termina qui questa puntata di Mixed in versione podcast dedicata al mondo dell'acqua. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Per quanto riguarda l'informazione, vi ricordo ancora, potete consultare il nostro sito friulitv.net. Mandi e alla prossima. Mandi. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV, con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371-521-3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soi Carnia Voice, la voce dalla Carnia. Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a Force di Sore. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.